Buongiorno a tutti. Oggi vedremo uno scontro tra generazioni. Vedremo uno scontro tra campioni del mondo del passato e campioni del mondo del futuro, di cui ancora non si sapeva il destino, ma in poche parole vedremo la sfida del 14enne Bobby Fischer contro Max Euwe. Questa partita risale al 1957, quando Fischer aveva soltanto 14 anni, quando era un ragazzino. I due giocatori giocarono un match che si concluse 1,5 a mezzo a favore di Euwe, una patta e una vittoria per Euwe. Queste partite non sono pubblicate da Fischer nel suo libro 60 partite da ricordare, ovvero 60 Memorable Games nella traduzione originale. Fischer pubblicò soltanto la partita in cui sconfisse Euwe nel 1960 con una bellissima idea nuova nell'attacco Panov contro la Caro-Kann. Questa partita era una delle prime che avevo visto che avevo iniziato a studiare leggendo appunto il libro di Bobby Fischer. Devo dire che invece queste partite del match mi erano ignote fino ad oggi ed è la prima volta che le ho viste. Fischer è anche irriconoscibile, era davvero molto giovane. Siamo nel 1957 a Manhattan, a New York. Euwe, ex campione del mondo, incomincia con il bianco e gioca D4. Già forse contrariando Bobby Fischer che, come lui stesso diceva, a quell'epoca io apro soltanto E4 per una questione di principio. Già anch'io per un po' poi ho giocato solo E4 perché lo diceva Fischer, mentre poi dopo uno deve essere flessibile e giocare di tutto. Cavallo F6, C4, E6. Ecco, questa è una scelta un po' strana da parte di Fischer perché soprattutto quando era giovane per molto tempo giocò sempre G6 l'est indiana, era il suo cavallo di battaglia, era la sua arma principale. E6 fu giocata posteriormente da Fischer nel suo match con Spassky, ma con l'idea di giocare la ninzo indiana. D5 per giocare il gambetto di donna rifiutato è davvero una delle poche partite che abbiamo di Bobby Fischer. Soprattutto giocava questa apertura da un altro ordine, D5, quando qua la variante Karsblad ci per dire non è così forte. Vediamo qualche partita dove Fischer ha giocato la Tarta Cover, credo che contro un giocatore che si chiamava Bertok o Bartok, dove ha vinto un bellissimo modello con i pedoni sospesi, cioè ha giocato C5, il bianco cambiato, è stata giocata una posizione con i pedoni sospesi, ha vinto molto bene con l'attacco sulle colonne adiacenti, i pedoni sospesi, una partita bellissima che sta nel suo libro delle 60 partite da ricordare, ma questa è un'altra storia. Su cavallo C3 D5, gambetto di donna accettato, questa per il bianco è un'ottima versione della variante Karsblad C per D, C per D e per D. C per D e per D, ecco, la cosiddetta struttura Karsblad quando si cambiano i pedoni C ed E, ed è soprattutto nel gambetto di donna rifiutato, ma anche in altre aperture come la Caro-Kann, per dire anche Fischer, per esempio, ha giocato anche questa struttura Carlsbad in versioni migliori, invertita nella Caro-Kann. Per esempio, ho battuto Petrosian, no? In questa Caro-Kann giocando alfiere di 3, C3. Questa è la stessa struttura invertita, ma questa Carlsbad è buona perché, ecco, il problema del nero è che se gioca in modo solido alfiere 7 e 3, il problema del nero è che fa fatica a sviluppare l'alfiere in F5. Il nero vorrebbe gli alfieri su queste due diagonali, ma qua su alfiere F5 penso che sia troppo debole la catena di pedoni neri. C'è un attacco doppio su B7 e su D5. Quindi il nero deve giocare C6, alfiere D3. Con questo alfiere passivo il bianco starà meglio, può giocare con cavallo F3, chiedo scusa, con cavallo F3 o con cavallo E2 al rocco e poi potrà giocare i soliti attacchi di minoranza, no? Con un gioco, i soliti attacchi di minoranza
per creare un pedone arretrato, no? Per creare debolezze a ovest. E questa è tutta una struttura classica che a Fischer probabilmente non piaceva. Fischer gioca alfiere B4. Alfiere B4 è una sorta di pseudo Ragozin che si gioca quando il bianco soprattutto gioca il cavallo in F3. Qui si può consolidare il cavallo in C3 giocando E3, alfiere D3, cavallo E2. E quindi questa mossa non è granché, secondo la teoria. H6 è stata giocata, alfiere H4. Qua, ecco, su Arrocco, alfiere D3, Fischer può giocare, il bianco può giocare, chiedo scusa, cavallo E2, Arrocco, poi può espandersi con F3 E4 o A3 B4 e l'alfiere in B4 è fuori luogo. C5 è la mossa di Fischer, che oggigiorno si considera cattiva. In moderni motori preferiscono il bianco dopo per esempio uno sviluppo rapido con alfiere B5, cavallo E2, poi posizioni dove il bianco prende e giocherà contro il pedone isolato, ma Ewe giocherà un altro piano, gioca alfiere D3. Perché alfiere D3? Perché dopo cavallo C6 si può giocare cavallo E2, Nero dovrà scegliere cosa giocare. Allora, se Nero continua a tergiversare, il bianco un giorno potrà giocare il pedone isolato, oppure magari se Nero arrocca, magari A3, chiede al Nero cosa vuole fare. Su alfiere per il bianco la coppia degli alfieri, poi potrà espandersi con F3 e 4. Questa è la stessa struttura di una variante inizio indiana della partita Botvinnik Capablanca che abbiamo del torneo Avro del 1938, che abbiamo potuto vedere in un precedente video, dove il bianco stava meglio addirittura con l'alfiere in C1 che poi si era attivato, no, da 3. Questa era un'altra partita, ma l'alfiere, e chi la vuole vedere rimando col video, ma con l'alfiere in H4 tutto ciò ancora meglio, no? Arrocco F3 4 su di per F per, poi c'è pressione su F6, quindi diciamo che c'è la minaccia di interrogare l'alfiere, no? Che se se ne va il bianco guadagna un pedone, no? Poi giocherà B4 e si consoliderà. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. E se Nero qua dopo cavallo e 2 gioca C4, ecco, come avevamo già detto, l'alfiere torna indietro e poi il bianco potrà lottare, no? Sia per occupare il centro, sia per fare pressione sul pedone in D5, no? Anche magari tramite alfiere per F6. Fischer decide di catturare perché Fischer poi è sempre stato molto ambizioso, ma soprattutto adesso con un po' le prime armi, gioca contro una leggenda, contro un ex campione del mondo, preferisce giocare una struttura simmetrica. Una struttura simmetrica, però, che non deve lasciare ingannare, perché le posizioni simmetriche non garantiscono la parità, dipende non solo dalla struttura dei pedoni, ma anche dalla struttura dei pezzi. Questa posizione è molto importante. Se sarà per primo il bianco ad attaccare D5 e il nero per primo ad attaccare D4, sarà importante se il bianco riuscirà a creare un attacco con una batteria a ovest, a est, verso est, chiedo scusa. Arrocco è stata giocata, alfiere 6, ora alfiere C2. Si inizia a creare la batteria che insieme all'inchiodatura creerà una forte pressione. Anche cavallo F4, un'altra idea. Alfiere 7, cavallo F4. Ecco, e ora, se nero gioca una mossa qualunque, tipo, non so, A6, il bianco cattura, prende la coppia degli alfieri. E ora è vero che il bianco ha un pedone isolato in D4, ma tale pedone su colonna chiusa. Il pedone in sé è la vera debolezza, un pedone arretrato su colonna aperta. Un'altra debolezza sono le case chiare attorno al re nero. E il bianco sta già meglio e ad alti livelli tale situazione potrebbe essere considerata come il principio della fine del nero. Se nero provasse a sottrarre l'alfiere dal cambio F3, alfiere via, poi non so, anche idee in un futuro con donna di 3, magari prima A3, non so, per giocare donna di 3 e con forte pressione contro l'arrocco nero. Ok, ora che ci penso, potrebbe forse seguire una G5 su A3, no? A3 G5 potrebbe essere pericoloso effettivamente. Però il bianco anche con altre mosse sta meglio, no? Il bianco tipo anche se ritira l'alfiere, no? Va a stare meglio. Poi A3 B4, donna D3. Magari può lanciare anche un pawn storm G4, torre G1. Queste sono strutture tipiche. Il cavallo può dirigersi verso in E5. Il bianco sta sempre un po' meglio in queste posizioni.
Fatto sta che il nero gioca donna a B6. L'idea è che cavallo per E6 è possibile, ma poi il nero sta attaccando di 4 B2. Sembra che il nero stia bene, ma c'è una mara sorpresa per il nero. Ahimè, a questo punto Bobby Fischer verrà distrutto, surclassato dal veterano avversario. Alfiere per F6. Dalla coppia degli alfieri indebolisce ancora di più di 4, ma indebolisce di 5 e indebolisce l'arrocco nero. Alfiere per donna di 3. E ora c'è un attacco potente contro H7. Se minaccia donna H7 matto. Nero gioca torre F8 per sostenere D5 e dare una via di fuga al re. G6 probabilmente avrebbe perso per via del sacrificio cavallo per G6. In realtà anche cavallo per E6 poi vince. Però cavallo per G6 è più bella, no? Se minaccia di spostare il cavallo e dare matto, cavallo per E6 porta alla stessa cosa. Fatto sta che alla fine su re H8 c'è matto e quindi l'alfiere comunque cade, quindi non era un vero sacrificio, il materiale è già pari e l'attacco vincente permane. Re G8 scacco, alfiere G6. Ora c'è un triste dilemma, o si lascia l'alfiere in presa o su re F6 si perde la donna. E il nero abbandona. Quindi G6 non si può fare. E ora l'attacco del bianco inizia. Torre E1, l'ultimo pezzo in gioco. Non si può comunque impedire l'entrata della donna. Cavallo B4, cavallo per D4, altre mosse sono analoghe. G6 si imbatte sempre in una presa e poi donna per G6 vincendo. Dopo cavallo B4, donna H7, re F8. Ecco, adesso vediamo la maestria. La maestria di Max Ewe. Il re vuole scappare lungo la colonna E, soprattutto attraverso E7. Su donna H8 scacco, re 7 si salva. È importante lottare per restringere la mobilità del re nero. È importante sgomberare la colonna E. Si può giocare quindi, si può effettuare un esercizio di sgombero. Un esercizio che c'è tra l'altro anche tra gli esercizi tematici di Lichess. E è importante deviare questo alfiere catturando D5. Quindi si gioca prima di tutto A3, si devia un difensore di questo pedone. Ora se il cavallo torna indietro in A6 in C6, 2 punti esclamativi, cavallo per D5, attaccando la donna e minacciando E7. Ovvero se il nero sposta la donna segue matto perché il re non può scappare. Su alfiere per D5 la torre, la colonna viene sgomberata e c'è matto, il re non può scappare per via della torre. Incredibile, no? Su torre per D5, cavallo per D5 mantiene lo status quo. Si minaccia matto, solfiere per D5 matto. Incredibile, no? Direi F8 A3. Il nero Fischer prende l'alfiere aspettandosi forse donna per C2, dopodiché il nero si consolida, ma ahimè, cavallo per D5. Attacca la donna e attacca la casella E7. Se la donna si sposta nuovamente matto, torre per, cavallo per, il nero abbandona, su alfiere per D5, scacco matto. Una bellissima combinazione di sgombero da parte di Ewe che poi sconfisse Fischer in questo match. Nella partita successiva Ewe in vantaggio offrirà patta perché così si assicurava già la vittoria dell'incontro della sfida. Beh, una sconfitta per Fischer, ma sappiamo che dalle sconfitte si impara e non a caso il suo apprendimento è provato dall'essere diventato in pochi anni il giocatore più forte del mondo. Spero che questa partita storica si fa fatica a trovare anche sui libri così vi sia piaciuta. Speriamo di vederci presto con altri interessanti video. Grazie mille, alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!